È una giornata brutta, stiamo andando, abbiamo paura che ci siano cattive notizie e abbiamo paura anche che i ragazzi qua reagiscano male. È un'alba senza sorriso quella dei lavoratori dell'Alcoa che sbarcano a Civitavecchia ancora in lotta per la salvezza dei posti di lavoro. Noi non vogliamo neanche parlarne di cassa integrazione, vogliamo solo lavorare, questo deve essere scontato per tutti. L'unica fabbrica di alluminio a Portovesme sta già lentamente spegnendo le macchine e oggi l'incontro al Ministero dello Sviluppo con azienda, sindacati ed enti locali appare come l'ultima spiaggia per tentare un salvataggio quasi impossibile. Siamo venuti a Roma per avere una risposta. Portovesme non si tocca! Il viaggio in pullman pare infinito, carico com'è di rabbie e paure, ma il tempo c'è per riflettere su un passato in fabbrica e su un futuro indecifrabile. Ho 50 anni, so già di essere un neonato fra 6 anni, quindi io e mio figlio, che ho una bambina di 14 e una di 8, cosa gli do? Cosa gli do? Unidos della lotta! A Roma parte il corteo accompagnato da quel suono di caschetti che abbiamo imparato a conoscere. In testa i sindaci della provincia più povera d'Italia, dietro anche gli operai che per 4 giorni hanno vissuto in cima a un silos. Sono venuto con mia moglie perché vogliamo avere un futuro per la nostra famiglia. Attimi di nervosismo quando il corteo tenta deviazioni di percorso, allontanato anche l'esponente PD Fassino. Poi i lavoratori arrivano sotto il Ministero e dentro inizia l'incontro per discutere delle 2 lettere di interesse presentate da Glencore e Clash, anche se una vera e propria trattativa non è mai iniziata. Col passare delle ore però cresce la tensione e si arriva allo scontro con le forze dell'ordine, carica di alleggerimento contro bombe carta, 2 manifestanti feriti. Poi torna la calma e riprende l'attesa più lunga. È la nostra vita, è il nostro sangue, abbiamo dato tutto per quello stabilimento, non sono loro che ci devono permettere di chiuderci lo stabilimento, abbiamo dato il sangue per loro e loro se ne stanno andando via lasciandoci le mani.